Solo nei primi 15 giorni del mese di giugno la media delle piogge in Veneto ha raggiunto i 107 mm, pochissimi i giorni di sole che, sommati alle temperature nettamente al di sotto della media stagionale, si traducono per gli agricoltori in serie preoccupazioni, in particolare per i viticoltori, i cui vigneti in questa fase dello sviluppo dei grappoli necessiterebbero invece di giornate soleggiate e alte temperature. È stato questo il punto di partenza del focus svoltosi questa mattina al CIRVE di Conegliano nel Trevigiano in occasione dell'ormai tradizionale primo appuntamento del trittico vitivinicolo, il servizio offerto da Veneto Agricoltura con Regione, Università di Padova e Creavit. In pratica la vite è una pianta che si sa sempre riscattare e far fronte alle condizioni meteo più diverse. È chiaro che adesso deve assolutamente iniziare l'estate con le giornate calde e soleggiate. I cambiamenti climatici continuano a rallentare la maturazione dei grappoli, annunciata dunque una vendemmia ritardata che dovrebbe iniziare tra il 25 e il 30 agosto per il pino grigio, a partire come al solito dalla parte occidentale della regione, a seguire tutte le altre varietà. La produzione poi sarà leggermente al di sotto della scorsa annata in un quadro di forte pressione di peronospora. Peronospora però è una peronospora che per il momento non preoccupa i viticoltori, in quanto si è localizzata alla foglia e sono rarissimi i casi in cui si è poi propagata anche al grappolo. Il tempo adesso si è stabilizzato, ma direi che i viticoltori quest'annata hanno dimostrato una grande consapevolezza nella difesa del vigneto, derivante dalle ultime 4-5 annate abbastanza difficili, ed ecco quindi che il fatto di intervenire molto precocemente, il fatto di saper scegliere in modo sempre più accurato i principi attivi ha fatto sì che, nonostante questa inclemenza e direi cattiveria di quest'ultimo mese e mezzo, non ci sono i danni che magari potrebbero esserci stati 5-6 anni fa.